Ferragosto, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Lampedusa, non si fermano le ricerche dei dispersi, non si sa ancora quanti dopo la strage di mercoledì. La Guardia Costiera diffonde queste immagini, i soccorsi subito dopo il naufragio con 27 vittime accertate. Sono momenti terribili, come vedete. Ferragosto, a Taormina i droni vigilano sulle coste, ma malgrado i divieti, accampamenti e falò illuminano le notti nelle spiagge siciliane. A Mondello bagni e fuochi fino alle ore piccole. A Marina di Cottone la battigia ridotta in discarica. Catania fa il pieno di turisti in una giornata all'insegna della tradizione con il classico dilemma granita o arancino. Immancabile la passeggiata in Vietnea, in tanti affollano anche i solarium. A Messina grande attesa per la processione della Bara di Ferragosto, la tradizionale festa di mezz'estate con migliaia di devoti nelle strade della città. Ieri sera la spettacolare sfilata dei giganti Mata e Grifone. E a Ferragosto non poteva mancare lo spettacolo dell'Etna, tornato in attività con una colata in alta quota ma a portata di turisti, ripresi i momenti più suggestivi della nuova eruzione. Nel litorale sud di Marsala, serata di terrore per centinaia di persone. Maxi rissa tra italiani e tunisini, 3 giovani accoltellati. Al vaglio degli investigatori le sequenze dei telefonini di chi ha assistito alla scena, eccole qua. Teatro, ad Agrigento successo del Pomo della Discordia, la leggenda delle 3 dee all'origine della guerra di Troia, riletta con ironia e linguaggio moderno per la regia di Nicola Alberto Orofino. Calcio, nel weekend prima uscita ufficiale in Coppa Italia per le formazioni siciliane, test da Serie A per il Palermo a Cremona, nella manifestazione riservata alle squadre di C, Catania supportato da 600 tifosi a Crotone. Bentrovati, la Guardia Costiera ha diffuso le terribili immagini dei soccorsi, qualcuna l'avete già vista, subito dopo il naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. Le vittime sono 27, tra le quali una neonata, ancora sconosciuto il numero esatto dei dispersi. Le ricerche continuano. Luca Ciliberti. Ehi, ok, sei salva? La mano di uno dei soccorritori in alto mare accarezza il viso di una donna ancora in acqua, stremata, visibilmente spaventata, aggrappata a un salvagente. Le dice che ormai è salva. Queste sono le prime immagini del naufragio al largo di Lampedusa avvenuto il 13 agosto, l'ennesima tragedia del mare nel silenzio delle istituzioni in questi giorni di vacanza. Sono al momento 23 le salme recuperate. Non è chiaro quante siano le persone ancora disperse. In totale sui 2 barconi partiti entrambi dalla Libia sembra che vi fossero a bordo tra le 100 e 110 persone. All'appello quindi dovrebbero mancare tra i 13 e i 23 migranti. 2 cadaveri già avvistati nelle scorse ore sono rimasti intrappolati in uno dei 2 scafi affondato. Le ricerche continuano anche in uno specchio d'acqua più ampio. Non si sa neppure la nazionalità certa dei migranti che viaggiavano su questi 2 barconi che si sono ribaltati in mare. I video del naufragio diffusi molte ore dopo adesso potrebbero aiutare a ricostruire l'accaduto. Sono immagini drammatiche, scioccanti. Tra le vittime ci sono anche donne e bambini, 3 per l'esattezza. La procura di Agrigento, che sta indagando per naufragio colposo a carico di ignoti, ha già dato il via libera al seppellimento e ora la prefettura sta cercando le sistemazioni nei vari cimiteri della provincia. Una tragedia che secondo alcuni si sarebbe potuta evitare. Adesso si cerca di capire come mai gli aerei di Frontex non abbiano avvistato i barconi. In volo non c'era neanche l'aereo di ricognizione di Seabird, che è quello che in questi anni ha segnalato la presenza di centinaia e migliaia di barche di profughi in difficoltà e ha permesso i soccorsi. L'ENAC lo ha sequestrato. Con l'aereo a terra, nessuno, a quanto dicono le fonti ufficiali, ha visto le 2 barche naufragare.
Voltiamo pagina, bagno di mezzanotte, balli e fuochi, rispettato a Mondello il rito della notte di Ferragosto. E malgrado i divieti, gli accampamenti e i falò, ci sono state molte altre spiagge siciliane e a Marina di Cottone si è esagerato, la battigia è stata ridotta in discarica. A Taormina i droni vigilano sulle coste. Marco Gullà. Nonostante i divieti dell'amministrazione comunale, non sono mancati gli accampamenti nelle spiagge palermitane. Allo scoccare della mezzanotte in molti non hanno rinunciato al tradizionale bagno di Ferragosto. Tra risate e brindisi si festeggia così l'arrivo del giorno più importante dell'estate. Qui siamo a Mondello, famiglie, ragazzini e meno giovani, tutti a mollo e sullo sfondo i fuochi d'artificio. Nelle altre spiagge del litorale palermitano gli accampamenti, nonostante gli sgomberi, sono tornati puntuali per il giorno clou dell'estate. Dalla costa sud a Vergine Maria, passando per l'Arenella, tendopoli e veri e propri mini appartamenti. A Taormina invece il blitz del sindaco Cateno De Luca ha evitato che nella notte del 14 ci fossero accampamenti in spiaggia. Buongiorno. Raccomando i rifiuti. Buongiorno. Qua è organizzato a condominio, buongiorno. Questa è invece la spiaggia di Marina di Cottone. Ecco come si presenta questa mattina. Rifiuti e immondizia varia invadono la spiaggia. Sullo sfondo anche diversi accampamenti. Catania fa il pieno di turisti per un Ferragosto all'insegna della tradizione, con il casco dilemma granita o arancino. Immancabile la passeggiata in etnea, in tanti affollano anche i solarium. Tonino De Mana. Prima la granita, bene. Va a mangiare l'arancino. E la granita? Dopo. La mattina la granita e a pranzo un bel arancino al ragù. Granita o arancino? Il quesito divide le opinioni dei turisti che affollano il centro storico. Una cosa è certa e su questo non si discute. Per Ferragosto a Catania è boom di presenze e poco importa se il sole picchia. La voglia di scoprire le bellezze della città è talmente forte che supera ogni cosa. Così un ventaglio può diventare un fedele alleato. Vietnea è il cuore pulsante, è qui che si concentrano la maggior parte dei visitatori, che poi si dividono tra negozi, molti in cerca di refrigerio e quindi di aria condizionata, ma anche nelle traverse, dove non mancano le bancarelle che vendono di tutto, dai profumi ai souvenir, dalle collane alle conserve e al miele. Con il nostro lavoro lavoriamo sempre nel periodo festivo. Ma vengono più qui catanesi o turisti? Turisti cercano sempre le cose uniche, fatte realmente a mano e che ricordano gli odori, i sapori e le cose belle di questa terra. Per chi vuole immergersi nella storia, c'è l'anfiteatro romano, visitato ed immortalato. E adesso una passeggiata per i monumenti e per la città. Si cammina e si smaltisce. Abbiamo mangiato bene, poi il centro storico di Catania offre tanto. Ieri sera abbiamo mangiato tanto, sì, passeggiamo. E poi c'è chi approfitta per l'immancabile Tintarella, sdraiandosi in una panchina di piazza Sesigoro, o chi ha già effettuato un bagno rinfrescante. Siamo stati alla playa, bellissima, acqua pulitissima, bellissima. Altri invece affollano il solarium di Ognina, del resto non c'è Ferragosto senza mare, almeno a Catania. A Messina c'è attesa per la processione della Vara di Ferragosto, la tradizionale festa di mezz'estate con migliaia di devoti nelle strade della città. Ieri sera la spettacolare sfilata dei giganti Mata e Grifone. Francesco Triolo. Un lungo rituale iniziato questa mattina alle 7:30 con il montaggio delle gomene, i grossi cavi di canapa utilizzati in manina per gli ormeggi e l'estensione delle corde che serviranno per trainare a mano il carro. È iniziato il lungo giorno della Vara di Messina, la processione che ogni 15 agosto richiama lungo le strade della città centinaia di migliaia di persone. I preparativi sono iniziati da giorni prima sulla via Garibaldi con lo smontaggio di tutti i dossi che avrebbero impedito il passaggio del cippo, quindi con il montaggio vero e proprio della Vara, dove quest'anno verranno sistemate le statue con i nuovi abiti realizzati seguendo l'ordine angelico di importanza secondo le 9 schiere dei cori. Ieri sera invece prima la sfilata dei giganti Mate e Grifone, poi sono arrivati in piazza Castronovo i 3 ceri che accompagneranno la processione nel segno della fatica, della devozione, della passione, una processione che inizierà alle 18:30 proprio da piazza Castronovo, con arrivo a piazza Duomo alle 21. Il momento clou,
Quello più atteso come ogni anno è la svolta, quel movimento particolarmente complicato e pericoloso che dalla via Garibaldi poi porta in via 1° settembre e quindi a Piazza Duomo, dove in cattedrale verrà celebrata la messa e data la benedizione ai fedeli. A Randazzo il grande carro votivo, dedicato anche questo alla Madonna Assunta, alto quasi 20 metri, percorrerà le vie principali della città. Le immagini che vediamo sono quelle della festa dello scorso Ferragosto. È la ricorrenza della Vara, anche qui si celebra il 15 del mese in occasione appunto del giorno dell'Assunzione di Maria Vergine. Prevede una processione con questo carro trionfale che rappresenta allegoricamente la dormizione, assunzione e incoronazione della Vergine. Sulla struttura, oltre al sacerdote, saranno presenti 30 ragazzi opportunamente addestrati per riscoprire i ruoli della Madonna, della Trinità, degli Apostoli, degli Angeli e dei Santi. Lasciamo Randazzo e saliamo un po' più su, sull'Etna, tornato in attività con una colata in alta quota ma a portata di turisti. Luca Ciliberti. Lo spettacolo dell'Etna richiama turisti e curiosi in alta quota. La nuova colata lavica tra cratere Boccanuova e il cratere di Sud-Est, una quota stimata di circa 3.000 metri sul livello del mare che si è aperta lungo l'allineamento delineato dalle bocche eruttive, hanno dato vita a una nuova attività effusiva, la stessa che si è verificata tra febbraio-marzo e poi lo scorso 10 agosto. Come si vede dalle riprese con il drone del vulcano realizzate a funivie dell'Etna, il flusso lavico è costantemente alimentato e dalle analisi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania non sono state registrate emissioni né di cenere né variazioni sismiche significative. Un'eruzione turistica dunque, uno show della natura da godere anche in alta quota ma necessariamente in sicurezza, accompagnati da guide esperte. Il campo di fratture è migrato dai 3.000 metri verso i 2.900 metri, che è la quota dove ci troviamo. Tutta quest'area, come si vede, è stata scompaginata dalle fratture. Un Ferragosto unico dunque per tanti che, approfittando della propria presenza in Sicilia, hanno deciso di concedersi un'escursione unica sul vulcano più alto d'Europa, come testimoniano le immagini riprese dal piazzale della funivia. Immagini spettacolari che tutt'altro genere invece quelle che vedremo tra poco per la notte di terrore che hanno vissuto centinaia di persone al mare nel litorale sud di Marsala. C'è stata una maxi rissa in spiaggia che è finita a coltellate con 3 feriti. Marco Carli. Maxi rissa la notte di Ferragosto a Marsala sulla spiaggia di Sbocco. Il bilancio di 3 feriti accoltellati, qualcuno prende dei bastoni, poi sono venuti fuori anche i coltelli. Un'animata discussione con schiaffi e pugni, lo vediamo in queste immagini. È stata una serata di autentico terrore, quella vissuta da centinaia di persone che erano al mare nel litorale sud di Marsala e che si sono trovate in mezzo a una violenta lite fra un gruppo di persone del luogo e pare un gruppo di stranieri tunisini, secondo alcuni testimoni. Minuti concitati, un'auto col suo occupante su cui qualcuno si è accanito, una persona insanguinata che fugge, una vettura spinta contro un cancello. Sul posto sono arrivati poliziotti, carabinieri e 3 ambulanze che hanno soccorso i 3 feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi, la rissa potrebbe essere esplosa per vecchie ruggini fra i 2 gruppi che potrebbero essere gli stessi che avevano creato disordini la notte di San Lorenzo sulla stessa spiaggia. Lasciamo Marsala, voltiamo pagina, lotta alla crisi idrica. Dopo quello di Porto Empedocle entra in funzione anche il dissalatore di Gela, una tappa importante nel piano regionale per affrontare l'emergenza, ma non c'è ancora una soluzione definitiva. Gerry Italia. Dopo Porto Empedocle parte anche il dissalatore di Gela. Il nuovo impianto è entrato in funzione nella serata di ieri e il secondo in pochi giorni dopo quello dell'Agrigentino. L'impianto, presidiato giorno e notte, ha ricevuto rapidamente il via libera dell'ASP di Caltanissetta. Da subito l'acqua dissalata viene miscelata con quella dell'invaso del Ragoleto e immessa nella rete di Siciliacque, una rete interconnessa progettata anni fa che permette di portare il beneficio oltre Gela. Tutta la fascia costiera del Nisseno e dell'Agrigentino avrà più disponibilità idrica.
Si parte con 50 litri al secondo, destinati a raddoppiare nei prossimi giorni. Non è la soluzione definitiva, ma un tassello importante del piano regionale. Il programma prevede anche il recupero di pozzi e sorgenti, la riparazione delle condotte, l'efficientamento degli invasi e una gestione più rapida e coordinata dei servizi idrici. Obiettivo: ridurre l'emergenza nel breve periodo e stabilizzare la fornitura. Restano i grandi cantieri infrastrutturali da completare e accelerare. Intanto a Gela, da oggi l'acqua del dissalatore comincia a scorrere nei rubinetti. A Piazza Armerina cresce l'attesa per la messa pontificale di questa sera. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, chiamato a presiedere la celebrazione, ha già risposto all'appello di Antonio Messina, ricorderete, vittima di abusi da parte di un sacerdote. Commenterò la parola di Dio, ha detto Renna, senza forzature né manipolazioni. Gerry Italia. C'è attesa nella comunità dei fedeli di Piazza Armerina, dove questa sera alle 18 nella Basilica Cattedrale si rinnoverà la tradizione della messa pontificale in onore di Maria Santissima delle Vittorie. A presiederla sarà l'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che concelebrerà con il vescovo Rosario Gisana, ma sull'appuntamento pesa l'appello di Antonio Messina, vittima riconosciuta dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in primo e secondo grado per violenza sessuale su minori. Messina chiede parole pubbliche inequivocabili contro abusi e insabbiamenti, accusando Gisana, che andrà a processo a ottobre per falsa testimonianza, di aver protetto Rugolo e ostacolato la giustizia. Renna aveva già scelto di rispondere direttamente. Pur comprendendo le ragioni del signor Antonio Messina, aveva scritto in una nota: ribadisco che la concelebrazione eucaristica per la festa di Maria Santissima delle Vittorie è un evento ecclesiale che si celebra per un popolo di fedeli. È mia abitudine, conclude, spezzare la parola di Dio col popolo senza alcuna manipolazione. Parole che riaffermano il carattere comunitario della celebrazione, ma che arrivano in un contesto segnato da processi e accuse di insabbiamento. Per Messina il rischio è che la celebrazione di oggi diventi un segnale di sostegno verso chi è accusato di proteggere i colpevoli. Quella di stasera sarà dunque una messa sotto i riflettori. Per i fedeli un momento di devozione, per le vittime un test sulla volontà della Chiesa di rompere con il silenzio del passato. Spettacolo ad Agrigento, si è chiusa al Teatro dell'Efebo la rassegna del teatro classico con Il Pomo della Discordia, in scena la leggenda delle tre dee all'origine della guerra di Troia, riletta con ironia e linguaggio moderno dalla regia di Nicola Alberto Orofino. Davide Sardo. Con una rilettura brillante e sorprendentemente attuale di uno dei miti più celebri dell'antichità, si è chiusa al Teatro dell'Efebo di Agrigento la rassegna al Teatro Classico. Il Pomo della Discordia, prodotto dall'associazione Madè con Accura Teatro e diretto da Nicola Alberto Orofino, racconta la contesa tra le tre dee che, secondo la leggenda, scatenò la guerra di Troia. Tre figure simbolo di potenza, bellezza e autorità, proposte con ironia, linguaggio moderno e un taglio psicologico che attualizza il mito. L'idea nasce proprio da questo, da voler raccontare come dalla guerra di Troia siano nate tutte le guerre e quanto siamo figli purtroppo della guerra. Chiaramente la penna straordinaria di Luana è riuscita a rendere questo molto vicino all'essere umano e quindi a toccare tanti aspetti della fragilità. Sul palco anche Barbara Gallo, Laura Giordano e Luana Rondinelli. L'evento fa parte del progetto Il Mondo Salvato dalle Ragazzine, inserito nei progetti speciali 2025 Teatro del Ministero della Cultura. Adesso vogliamo stringerci al collega dell'ufficio programmi di Antenna Sicilia e Telecolor, Carlo Grasso, per la morte del papà Giovanni, grande professionista, per molti anni direttore commerciale delle nostre emittenti. A Carlo e ai familiari le nostre condoglianze. I funerali di Giovanni Grasso saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via del Bosco di Catania. È il momento della nostra pausa, subito dopo per il calcio si va verso il primo weekend di partite ufficiali con la Coppa Italia. State con noi, vi aspetto. Domani sera si alza il sipario sulla stagione del Palermo, rosanero impegnati in Coppa Italia sul campo della Cremonese e Inzaghi chiede un esordio col botto. Marco Gullà.
Si alza il sipario, via la stagione del Palermo. Domani alle 21:15 allo Zini l'esordio in Coppa Italia contro la Cremonese. Rosanero che dopo il pieno di entusiasmo nell'amichevole contro il City adesso devono fare il risultato. Il passaggio del turno in Coppa ai danni dei grigiorossi che giocheranno in Serie A potrebbe permettere al Palermo di giocare contro Udinese o Carrarese e comunque dare già un segnale importante al campionato cadetto. Si inizia a fare sul serio, la squadra si è preparata al meglio, speriamo di fare una grande partita, insomma comunque andare ad affrontare una squadra che farà il campionato di Serie A per noi deve essere un motivo di grande soddisfazione e speriamo di essere all'altezza, fare una grande gara e poi vedremo il risultato del campo. Diversi cambi di formazione sono previsti rispetto all'amichevole contro il Manchester City. L'obiettivo è far mettere minuti nelle gambe al maggior numero possibile di giocatori in vista del debutto in campionato contro la Reggiana. In porta esordirà Bardi, a centrocampo Giasi, impiegato per tutti i 90 minuti contro il City, potrebbe riposare lasciando spazio a Pierozzi. In avanti possibile chance per Palumbo assieme a Brunori a supporto di Poyampalo. Verso la prima partita ufficiale, le squadre siciliane di C vivranno nel weekend un test importante in vista della prima di campionato e intanto prosegue il lavoro sul mercato. Marco Carli. Tra Coppa Italia e mercato, il Catania sostenuto da 600 tifosi che danno l'idea del consueto attaccamento dei supporter sarà domenica a Crotone contro i calabresi, sfida fra due squadre dal blasone elevato che vogliono, soprattutto i rossazzurri, essere protagoniste. Un test che darà la possibilità a Toscano di verificare ulteriormente il gruppo per un match che si ripete a distanza di 12 mesi. L'anno scorso, partita al Massimino, con gli etnei che ebbero la meglio sui pitagorici e i rigori. In questa occasione chi passa il turno dopo regolamentare ed eventuali tiri dal dischetto se la vedrà in casa con la vincente di Foggia Siracusa. L'allenatore del Catania dovrebbe non discostarsi molto dall'11 base visto nel primo tempo del match con il Valletta. In vista del campionato va inserito ovviamente D'Ausilio, che orbiterà nel ruolo di trequartista alle spalle della punta nelle intenzioni insieme a Cicerelli. Sul mercato restano da piazzare gli esuberi che sono ancora in un numero cospicuo. In sintesi, fare spazio ai nuovi acquisti che saranno un appunto e un centrocampista. Esattamente opposta alla situazione in casa Siracusa, vanno ingaggiati secondo le intenzioni del tecnico Turati 8-9 elementi per completare l'organico. Il Siracusa in Puglia per il match con il Foggia che è nella stessa condizione degli aretusei, con una squadra che sarà completata negli ultimi giorni di mercato. In casa Trapani in arrivo un difensore che sarà Camporese a cui potrebbe aggiungersi Rizzo e una punta con funzioni di trequartista, quello che Antonini considererebbe come il colpo del mercato. Arriverà dopo le partenze. Si cerca di sistemare Verna e Segberg. Per il campo domenica sfida a Picerno, chi passa il turno trova in trasferta la vincente di Salernitana Sorrento. E noi ci fermiamo qui, altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, ancora buon Ferragosto.